Abbiamo una diretta, qui. Allora rientriamo. Abbiamo una diretta, no? Qui è tutto. Sì. Pronto? Tutto live, tutto. Tutto live, è tutto live. Pronto? Pronto? Come amare sta lontana, Quando ti la famiglia, quando Napoli diventa cartolina. Ciao Francesco! Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Francesco, com'è? Francesco, tutto a posto? Sì. Zia Rosa come sta? Sì, ciao Leo, come stai? Bene, zia Rosa? Ciao. Tutto... Ti stiamo guardando perché adesso sono rientrato perché sto finendo il disco che uscirà a Natale. Ah, va, mi fa piacere Bocca al lupo. Francesco. Poi ho girato canale, a fammi vedere i cantoni meno là. Francesco, salutami pure a Roberto. Senti, volevo salutare questa bella voce che avete al centro, Grazie. Sì, sì. perché veramente noi di talenti a sud ce ne abbiamo. E lei sì. merita altri palcoscenici, Sì. È bravissima Francesco. Grazie. Francesco, ma tu lo sai che fra poco come si dice? Ti ospitiamo pure a te a questa televisione. Qual è? Non è. Sì, poi dai faremo una puntata dedicata a papà, vediamo un po' quello che... non ti preoccupare. Ritieniti pronto perché è breve che tu verrai qui con noi come ospite. Io vi voglio bene, ecco, adesso mi state mandando delle immagini che mi fate commuovere come sempre. Vedo Merolando, che è una cosa per me è nuova, vedo una cosa nuova. È grande, mi piace. grande. Questa emittente Ciao TV ricorda sempre papà. Questa è una cosa molto bella, non solo per noi della famiglia Merola, ma per tutti i meroliani, questa è una cosa importante. Franci, Come tu sai, ti stimiamo. Franci. Leo, dimmi tutto, amore. mi ricordo quando portai tuo padre a Casorio ultimamente con Aniello Ferrara. Saluti Aniello a tutti quanti. Che poi disse tuo padre vicino a me la Bonana, mi disse Leo Maria, chi sta fa sempre questo, dice sempre che va a perdere la coppa. Hai capito? Senti, ma vedi che mio cugino Antonio sta facendo da pochi panze però. Perciò deve fare la dieta pure non ci sta lui. dietro. Infatti mo devo fare la dieta, ve la faccio pure qua in diretta questa dieta. Antonio lo stimo molto perché ti è il cuore meroliano. Sì. Poi non ci dimentichiamo del grande papà, Gianni Francesco, Moretti, facciamo un grosso applauso. ma per amare tuo papà non bisogna essere merolidiani. È tutta Napoli che la ama e tutto il mondo. A tutto il mondo, certamente. Hai Ti voglio capito? bene Leo, ti voglio bene perché se lo dici tu perché tu sei uno degli artisti più qualificati. No, io ti ringrazio, però tuo papà a me mi voleva, non so che bene. Hai capito? Sai Leo, io non sto andando troppo in televisione perché è nata una polemica con il nostro caro sindaco De Magistris, no? Sì. Tutti mi vogliono, anche Barbara D'Urso, e ho preferito di aspettare un po' perché le critiche me le scivolo addosso, perché lui ha fatto, dice, delle strade al grande mito Pino Daniele, è giusto, no? Perché Pino è un mito, Sì. ma poi dice che vuole dedicare una strada a Renato Carosone, Sì. e ci siamo. Poi Sergio Bruni, Roberto Muro, Tutti grandi. io penso che Mario Merola che ci ha dedicato una città, cioè non lo so perché... Ma come minimo mio padre... una città. Ma tuo padre ha aiutato un po' tutti. Come minimo una città. Hai capito? E allora io ho detto, caro sindaco De Magistri, faccia 3 passi indietro e si vergogni, ma non perché si vergogni per mio padre, ma per tutti i meroliani, perché i meroliani stanno per tutto il mondo. Lo so. vero. E chi era meglio Francesco? Allora poi mi hanno chiamato, sai, Barbara D'Urso mi voleva, ma io ho preferito non fare polemica perché poi ho seguito il pubblico, perché il mio fan club mi diceva Francesco, la strada e la città siamo noi per tuo padre. Sì. E questa è la cosa più questo è bello. questa è la cosa più bella. Sì. Anthony, io ti voglio bene, lo sai. Lo so già. Complimenti perché te l'ho detto già, tu c'hai lo stampo, c'hai la merolite. Sì, ma io ti ringrazio, lo so. Io appunto
prima ho presentato il mio nuovo lavoro, ho un inedito che poi uscirà a fine novembre, proprio su tuo padre, la storia che c'è, non Ma si io può lo so mai che dimenticare. tu Perché amavi papà, lo ami e lo amerai sempre. certo, vabbè, è normale. Sai, io dico sempre cerchiamo di ricordarlo e mai di imitarlo, perché imitare papà No, come fai a è imitare? da manicomio. Quello- Si può no, è imitare. normale. Cerchiamo solo una cosa buona. di affiancarci, ma no, è normale. Come si fa? Io spero di venire presto in TV, a Ciao TV con voi. Fa piacere perché mi farebbe molto piacere magari così dedicare abbiamo una l'occasione puntata, di sai. cantare insieme, no? Franci, tieniti pronto. Sì, poi venite a casa e la studiamo meglio, perché Poi non ti a me mi preoccupare. piacciono le cose fatte buone, capito? Ok. Poi c'è anche questa voce femminile che la farei cantare Passione Eterna a lei. Con piacere, con piacere. Palermo, guarda Giusy, Sì. Palermo è la seconda Napoli per noi napoletani. Sì, è vero. È vero, è È vero. vero. Papà diceva si va buono a Napoli e a Palermo va buono per tutto il mondo. È vero, no, vero, è vero. ottimo. Io volevo... Questo Io volevo cogliere Dimmi. l'occasione per ringraziarla vivamente per il suo complimento, i suoi complimenti che mi ha fatto veramente, detti da lei, proprio è un onore per me. E ricordo bene il suo papà, io ero piccolina, sì, però lo seguo ancora e ascolto molto i suoi brani. E quindi grazie vivamente per il suo complimento. Sono veramente Giusy, onorata, se vuoi onorata. andare d'accordo con me mi devi dare il tu, perché io non Ok. sono né maestro, perché i maestri sono altri. I maestri era papà, loro sono maestri. Noi sì. siamo Alunni, tutti noi siamo figli di alunni. Napoli, tutti figli che dobbiamo dimostrare Certo. Siamo che alunni. la canzone napoletana va sempre più in alto. Questo, ecco. Ma questo è normale. Bravo Anthony. Grazie, bravo, grazie. bravo. Io le volevo dedicare un pezzettino di brano in diretta, proprio così, un pezzettino. Fammi sentire, fammi sentire. Ok, le faccio sentire sì, una cosa grande, dedicata a lei e a suo papà. Un omaggio. Ok, però mi prometti di che studi Passione Eterna e la Ok. prossima volta la canti? Sì, sarà una mia promessa, ok. La manterrò. Perché Passione Eterna è una canzone che, pensa un po', è stata fatta dalla bravissima collega Valentina Stella, che manda un bacio, è una delle più Bacione cliccate dalla parte visualizzate, ma diciamo che però Passione Eterna il primo interprete, no, perché diciamolo queste cose, è stato Mario Merola. Beh, logico. Sì. E la canzone è del grande Vincenzo Di Domenico, maestra. Maestro di Domenico. Tutti Ok. i suoi, Non dimentichiamo. tutti i cavalli di battaglia. Un salutone al maestro Enzo Di Domenico. Un saluto a tutti questi grandi maestri. Senti, cari amici, caro Leo, caro Anthony, cara Giusy, per me è stato un piacere chiamare a voi, perché Ma anche per noi. Francesco, io dai. un piacere non nostro. nessuno, perché a volte dicono Francesco Merano non chiama mai. Io chiamo alle chi so persone merita. che voglio bene. A chi Grazie. so merita. Bravo, bravo. Capisci a me, Franci? Bravo. Lo sacci già. E poi siamo E familiari. questo è per dimostrare che io presto sarò in TV con voi. Sì, E Ah, io magari adesso- facciamo veramente una trasmissione molto carina. Sì. sì. E poi Ciao TV, conosco i proprietari che mi hanno un bacio, che mi stanno ogni giorno. Franci, vieni, verrò, promesso, verrò. Vabbè, perché poi un problema non c'è, vengo a È una casa e ti televisione vengo a stupenda. prendere. dai. Il pezzettino di brano io lo dedico subito. Sì, io sto al telefono, dai, fammi sentire. E dille una volta sola, sicuro tu stai tremando. E dille che mi vuoi bene con me voglio bene a te.
dedicata bravo. a lei e a suo Complimenti di papà. cuore. roba Grazie, un buona. bacione grande. Non so perché la gente non apre gli occhi. Noi abbiamo dei talenti incredibili, veramente. Ti Ma guarda, faccio Francesco, è venuto apposta da tantissimi Palermo per complimenti. me, Lo sai? Andò, fallo subito il contratto, subito. Non ti preoccupare, ormai diventa produzione nostra. Questo è un talento, sta ragazza. No, è bravo. Grazie. Non ti preoccupare. Ok. Andò, che mi fai sentire tu, però dal vivo, come ha fatto Giussi, anche tu, un pezzettino vocalmente, me lo puoi far sentire? Oh, ma che vuoi dire? Passione eterna. Ehi, vai, passione eterna, vai. Giura che tu non si c'è niente, ma giuri inutilmente, come te lascia giù, piacere che scusa gente, che hai per me non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia, pure in te sonno si fascia vedere. Tutto per te, Francesco. Sì, beh, Grazie. Leo, Ehi. adesso tu, Dimmi, un po' che i ritornelli chiamate Napoli 081. un po' di ritornello. Con mia mano sta lontana quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa cartolina, con te io ne mi sollora e una smania chiude piglia, quando sentono motivi una canzone. Che bello, complimenti a tutti. Vedi qua. Tutto dedicato per il nostro maestro Merola. E io invece concludo con un ritornello di una canzone che secondo me si canterà pure fra 100 anni. Vai Franci. No, senza te fornisce Napoli, soltanto tu la sai difendere, se solo tu si pare sta città, stanno emigrando a trasportare, per a me non può mai nascere, nato Mario Mero non ci sta, merita sempre Napoli, mamma. ma ci vuoi tu, perché tu sei papà. Sì, bello Franci. Grazie a tutti. Sì, bello Franci. Ciao, Un baciazzi Ciao rosa. Giussi. Ciao Leo. Poi Angelo un baciazzi rosa. Vi voglio bene. Pure io. Noi, Ciao, noi. io, Un ciao. bacione. Poi cominciamo con il festival. Che disco è stato? Nelle regioni questo qua. L'hai vinto? Aspetta. Non ho mai vinto. Mi sono sempre piazzato. Sempre. Gli stessi autori. Annone e Di Domenico fecero questo pezzo per me e io l'ho inciso, grande successo. Però non hai vinto. Non l'ho mai vinto, mi sono piazzato però. Sto ancora qua. Passione eterna mia, che possa gelosia, pure in te sonno mi fasci a vedere. Tu mi chiami Valeria,
quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Andiamoci su questo accordo, perché c'è un premio che mi hanno portato. Sì. Ed eccolo qua, vorrei che la camera gentilmente inquadrasse il disco del maestro Passione Eterna. Passione Eterna. E dietro c'è un altro pezzo, sempre gli stessi autori. Allora fece tante canzoni per me. A dolce vita. Bellissimo. Ecco, maestro, un attimo solo, questo è il dottor Veneruso, Antonio Veneruso, ci ha fatto Era il omaggio, mio distributore del suo discografico, Grazie di cuore. e ha portato questo al maestro proprio appunto. La Eva Record Distribuzione. Sì. Grazie. Grazie. Mentre su questa Ma qua mettiamo, hai vinto con questa canzone. No, bellissima. no, non ho mai vinto, manco con questo sempre piazzato. Ma piazzai a Capri, alla piazzetta, come la mia, piazzetta Merola, a piazzetta di Capri. Chitarra rossa, Grande autore. dall'ombra la notte passa, questo cuore preso per una via che non va spuntare. Chitarra rossa, sta vita mia non è spazzata. Adagio, Così malassa, chitarra rossa, mi fai dannare. Bravo, bravo. Complimenti. Complimenti. Bravo Francesco, bravo. Bravo a Francesco, non c'è parole. Bravo Francesco, bravo, bravo, bravo. Grande Non abbiamo veramente. parole, veramente. Sì, ma tale padre, tale Tale figlio. figlio, Beh, ovvio. Ok, Allora, io volevo dedicare c'è una questa diretta se non mi dieta- sbaglio. Pronto? Io stavo ancora a vedere al telefono comunque. E mi avete fatto piangere a me, a mia mamma e mi ha fatto funerale. Sa. Francesco, bacia zia Rosa. Bacione. Un bacione Che devo grande. fare? Saluto a Roberta. Mi entusiasma perché è una televisione che vedi all'improvviso fa delle cose stupende, manda delle repliche che io non ricordavo nemmeno questa replica. Questo mi riempie di gioia perché veramente mi fa stare bene. Mo stasera mi vado a cuccare felice. Vabbè, e ci fai felice pure a noi, Francesco. Ci fai Ragazzi, felice io pure a vi noi. saluto, vi mando un bacio. Ciao, pure a Un te. bacione. Vi do qualche appuntamento importante perché a dicembre ho 2 concerti, pensate un po', al Casino di San Benzà, che mi sembra che giù sia stata a San Benzà, giusto? Sì, io ho fatto il festival di San Vincent. Ah, pensa Sì. che è un festival di proprio di San Benzà. Papà ha fatto Passione Eterna, ha vinto, Ah, quindi. Allora, che onore averlo Quindi fatto io ritorno anch'io. lì, 6 e 7 dicembre sarò al Casino, 2 serate importantissime Bene, bene. con la mia band e faremo uno spettacolo alla grande. In bocca al lupo. Poi marzo-aprile partirò per l'America perché vi voglio dire una cosa bellissima, farò il testimonial, il padrino ai ragazzi di Ti lascio una canzone con Antonella Clerici. Ah, bene, Ho preferito bene. Francesco Merola. Ok. E Molto questa è onorato. una notizia che vi do a voi in anteprima. Forza Merola, forza la musica napoletana. E forza E Napoli. forse il popolo napoletano Mi date un e bacio siciliano. a È tutti forza quelli che Napoli, mi è forza chiamano. Palermo, è Tutti forza quelli che mi Palermo. tutto il chiamano, sud. Salutatemeli tutti. Ok, Francesco, Ok, un bacione Francesco. ci hai grande. onorato con questa bella cosa. Certo. Siamo lusingati per te e per la famiglia Voi Merola. siete
siete la mia famiglia. Ma non ti preoccupare E quando che... mi chiamate, io sono presente. Sempre, Franci, conta su di noi. Buonanotte, vi voglio bene. Ciao, Ciao, Francesco, ciao. Ah, dite, ciao. Vabbè, ciao. Vediamo. Ok, dai. Ecco qua.